Maria Carta nasce in Siligo in su 1934. Comincia a cantare dai minoredda. Su rettore l'impara su canto gregoriano, che non ha da dimenticare mai. Quando è più manna, canta in sas festa de Siligo e de Salbidas a Corso. In su 1958 si chiedrà muda da Roma, in una trafficata in su centro studi di musica popolare dell'Accademia di Santa Cecilia e dai dando comincia l'attività di chirca, studiata, registrata e catalogata canticos in tutta la Sardegna. In su 1971 essi su primo disco, Paradiso in Re, con una presentata da Ennio Morricone. Vindata a seguire Atteros, Delirio, di Esire, vi canto una storia assai vera, Umbras, Sonus de Memoria, Chelu e Mare, le memorie della musica. Maria Carta ha finasi scritto poesias pubblicate in suo libro Canto Rituale, in una conta de sa vizzinia sua in Sardegna. Fa che fino a s'attora pro regista de importu, pro Coppola in su Padrino parte seconda, pro Zeffirelli in Gesù de Nazaret, pro Rosi in Cadaveri eccellenti e pro Caviddu in Disamistade. In su 1991 su presidente della Repubblica Francisco Cossiga gli dà su titolo di commendatore della Repubblica. Moridi in su 1994 a 60 anni e via. Naschidi sa Fondazione Maria Carta che valora e promuove sa cultura tradizionale sarda e su trabaglio di questo artista che ha dato dignità a sa cultura, a sa lingua e a sa musica sarda. Siamo in domo di Clara Farina, attora, scrittora, traduttora, ha scritto diverse opere teatrali, l'ultima Mariannedda de Sorbator Moroso, è parte di diverse giurie dei premi di poesia, una soprattutto su usa del suo premio de Ozieri, e in più dobbiamo allegare di Maria Carta e Clara Farina, e su 2008 è stata premiata il suo premio Maria Carta. Clara, mi pare che una delle cose di importo di Maria Carta sia in sa musica ha dato un valore in mano a sa lingua sarda, a sa tradizione sarda, a sa gente sarda, no? E dunque, infine, a sa Sardegna. È giusto questo? Quando si va da lingua comprende tutto. L'Ottoman narraia da una cultura si setta a inghirio de sa lingua sua. E si può comprendere una cultura che non si comprende sa lingua. E tanto, quando Maria ha separato di cantare in saldo, ha fatto un'operazione non in tamese pro che ogare su cantico a fora de Sardegna, ma fino a pro tornare su cante a Sardegna. Quando ha cominciato Maria, in fine degli anni 70, siamo in pieno come tenaria disastro antropologico, lo narraiamo tanto, no? Che fino agli anni de Sasir, fino agli anni de Subeus, dell'industrializzazione, che hanno cominciato a perdere su saldo proprio in questi anni. Quindi Maria ha dato coraggio e visione a querer cantare in saldo. Caso canto sou e sei vidu pure a sos saldos pro torrare a su canto. Maria invece con un'operazione intelligente, culturale, importante, e resessida a fare ricustare su canto saldo a fora di Sardegna, ma pure a intro di Sardegna, ora sono giovani. Assurda, e dunque Arvina sarebbe lì a SRCA e l'imponia di andare in italiano, standard, non è uno zinzale che lui pur desistima e saia da a sa lingua, a sa cultura e a sa gente sarda. Certamente chi emmo. A che fidu, come te narrare, sottolineare proprio come è possibile che Amalia Rodriguez possa cantare in spagnolo e Deo non possa cantare in saldo. Perché c'è qualcuno in suo pubblico italiano che la feia da sul fatto che si cantare in saldo e che non la comprendiano.
una volta proprio creo in Roma, in un teatro di Roma, dai suo pubblico si è pesata una oca, e lì a cantare in italiano che non la comprendiano. E sarà, perché mi deve pedire di cantare in italiano? E perché non lo a Maria Rodriguez a cantare in italiano? Perché se tu vieni a ascoltare a me, i fisici canta in saldo. E tanto più giusto a SRCA. Perché SRCA non queria più s'intesa de cantones in saldo. Issa ha fatto un disco, noi così da mente, de cantones politicas. Che è su disco più feo, secondo me, de Maria, a parre mio, ma non fosse stata a parre mio pro cantare in italiano, è un udraggio che vedi in saldo, e vedi una particolarità sua. Isso di questa cosa senz'altro si indabbizzaiada, tanto l'ha refutato per questa regione. Chi poi che non è tornata italiana a ustimera solo l'ultimo anno della vita sua, credo, in su 90, 93. in 93-94, credo che abbia cantato una cantone in italiano, Le memorie della musica. Sì, no, Maria passa da storia per essere una cantatora in saldo. Ha sido cantadora, però è stata attora di cinema importante, ha lavorato in opera, e Zeffirelli ammentamos, e Obinasa, però poeta, ha scritto un libro, Canto rituale, e tu hai portato in sardo. Sì. Deitis ria de Maria Carta, dita lega di sas poesias suas. Questo libro è stato paragonato a una Spoon River in saldo. E effettivamente foi manaramos, comente maniera de poetare assassimizza, perché est unu, comente narrare, unu contrasto con sas animas, con sos mostos. Edgar Limaster faeddaiat cun sos mostos de unu campusantu, issa faeddat cun sas animas de custa comunidade. È facile poi conoscere questa comunità silighesa, perché issa cantat in ogni maniera, in tutte le maniere, sa idda sua. Passi da sa idda sua, come ogni grande artista deve fare, perché sono artisti da devene, come te naria Tolstoi, no? Vai da sa idda tua e a essere universale. Su baule è entrato in vita, niente decente. Tocchia sa campana, sus homines calaian su bonette, con salmanos seccas che raienas. Sas feminas si sinnaia, postis si intendia de bias a trepizzu giaitadu a sos pastores, rigaian su morto a domo. Can intrada giolzi, intra candelas alluttas, in piattol de ferro, a rodu sas feminas ingriaian su baule, mama s'indespesada allumirare, e attichirriadus a titto a sa morte. E tanto issa faeddat proprio, come te, faeddat de custos personaggos chi sono mostos, e li fa che contare sa vida di soro, sos amores, sa passione, sas speranzias, de tutta questa comunità, de questa umbras, no? Chi issa narat, questa umbra chi issa idiat quando andaiat a su Rio a samunare a Manzanuchitto. Da bambina io andavo a lavare al fiume, dovevo fare 6 chilometri di strada a piedi, però siccome era buio, perché la mattina mi alzavo presto, e per strada ero sola, allora per difendermi dal buio cantavo. Gli altri bambini in Sardegna, quando hanno paura, fanno le capriole, ma io non potevo, perché avevo la cesta dei panni da lavare in testa e non potevo fare le capriole. Allora cantavo fino a che non arrivavo al fiume, mettevo i piedi in acqua e poi ricominciavo a cantare al ritorno, e finché non ero sulla soglia di casa non smettevo. Canzoni della mia terra, naturalmente, antiche come il sentiero su cui camminavo. Mi è mancato il sole, l'hanno spento. Hanno fermato il tuo cuore e il tuo sorriso. Non udrò più il tuo passo ogni mattina all'alba. Tu dormi senza fine, fratello. Morte, hai reciso il fiore.
il fiore della nostra casa. Mi è mancato su sole nell'ani spento, han frimato su coro nei su sorriso, non ti acculto più la sendesa doma salva, come dormi senza fine e tu e frate. O morte l'ha colpito questa volta, han truncato su fiore ed è domo nostra. Quando la Fondazione Maria Carta mi ha dato questo incarico, intanto sono stata contenta manna, perché mi potevo comprare su saldo e fino a ue mi battia con su saldo che non deve ricorrere a interferenze o in prestito italiano, no? Però devo narrare che questa lingua di Maria, pur essendo in italiano, fi quasi salda in s'anima, ma quasi che Maria da proprio pensata in saldo e scritta in italiano. Io sanarei sempre che la cosa sua vita si fa che comprendere, perché tutta la vita si intesa, niente che non la comprendia, perché fai da io e cantare in una lingua diversa dalla lingua italiana. Io rido, io scherzo, io canto, io piango, come tutte le altre donne, come tutte le donne sarde. Però c'è anche il momento che io mi pongo il problema di parlare in italiano, però prima di parlare in italiano io penso in sardo, perché non voglio sbagliare, perché questa è la nostra lingua. Noi in effetti nos dimenticamos, soffrimos, non possiamo stare senza manigare, però non possiamo stare senza parlare. Clara, antes ti state in Porto, Maria Carta, prosas cantante, ma pro tutti os artistas, anaramos mascamente artistas emminas proprio, i va bene a posti suo in Sardegna. E ti importanza d'appio? Ma Maria è giusta che da bello saido. Che si bada una cosa che non manca in Sardegna è questa creatività, no? Naraia da uno studioso tedesco, un sardo, un poeta, due sardi e un coro. In Sardegna c'è poetes e cantatores, tutto canta iena. Mamma mia canta iena. E pare che mamma mia tutte le femmine di questa età canta iena a sa salda. E forse sì, è pure pro gusto che un bene di volte Maria non è stata compresa in Sardegna, Cioè che quando è vestita isse, su cantica chitarra, fida ancora ed è ancora belle bio. E però isse andava a un canto un ramo più raffinato. Già sul fatto che era femmina, questo l'ha contato. E poi e oso desta ida de so cantatore, se pro eccellenza come te si narra. Perché in vita mia che mi canto abitante, ma 13 cantatori a chitarra. Sto più manno che bisogna stare di storia di suo canto saldo e suo canto. Cioè, si Rinaldo Cavizza, si Francisco Cupeddu e Giovannino Casu. Tanto che il sonare su canti il soro, fi diverso dal suo canto di Maria. E a suo comincio, a me non mi aggrada io a Maria. Perché io conosco su canto di chitarra proprio e su canto di piatta. Maria ha fatto un'altra operazione pure con un saggiuto su un altro che c'è stato Gavino Gabriel che l'ha dato suo sindico giusto, se l'ha dato suo consiglio giusto. E tanto Maria ha come te raffinato questo canto e l'ha fatto diventare popolare e proprio tutto la sera un po' ti devo aggradire. Ma io sei facendo un'operazione diversa pure musicalmente che suonare sanno fissa sta chitarra de Cavizza che l'accompagna ma ha un altro musicista ma anche
ad imparato proprio andando a scuola dai Capizza, Capizza si è trasferito a Roma, andò sua proprio per imparare a cantare a Sasalda. Quindi su canto se lo conosceva. Sora chino tiro chino tire, sora chino tiro chino tire, sora chino tiro chino tire, sora chino tiro prenda mala, sora chino tiro chino tiro, ora chino tiro chino tiro, sora chino tiro chino tire, sora chino tiro chino tire, sora chino tiro chino tiro, ora chino tiro chino tiro, sora chino tiro chino tiro. Poi De Maria è stato facile pro sai feminas saldas, ma pure pro sos homines a tornare a su cantico tradizionale. Se non vi stata issa, non vi stata nessuno delle cantatori che sono venute da poi De Maria. Non vi capito nessuno. Maria è cadabetto proprio usaido. Ecco, ha dato dignità a questo cantico che parecchi non depera dignità. Sin essere possibile d'angelo, sin spirito invisibile piccavo, trasformase furavo da e che lui su sole sosiste dose formavo un mondo bellissimo protene pro poter dispensare cada bene. Un mondo bellissimo protene pro poter dispensare cada bene. Non posso riposare amore coro, pensando attieso d'ogni momento, non viste sempre su una perla e oro, né in dispiate reo pensamento. T'assicuro che ti è solo bravo, Cadamo forte damo, Asa una parola solo per definire Maria Carta, all'est e proite. Che narrare che Maria Carta è stata, o forse è ancora, l'ambasciatora più galana di una nazione. E quale si sia nazione si la dia chiarere un'ambasciatora casi. Per te, ripeto, tanto vi bella e poi con sa che sua ha pramminato Sardegna in tutto il mondo. Pensa a quando sei stata in Francia che tanto conosciuta che la prima io sono tassista, ma come stavamo da carta e issa si pantaiana ma baito non pago da isilico che benza a Francia e mi conoscono sono tassista. Un'ambasciatora, devo narrare che è una bella ambasciatora è stata.
Siamo in Siligo in sa fondazione Museo Maria Carta e siamo proprio il suo segretario di questa fondazione, Antoni Carta, Irvina, nepote di Maria. Antoni, aiuto Maria Carta. Salute a tutti. Maria Carta è stata una delle più importanti artisti sala del suo evento. Ha rappresentato un punto importante della cultura e della musica, della cultura, della tradizione della Sardigna. È un punto centrale che penso che deve essere leato in considerazione. Issa ha dato meda per la Sardigna, per il canto, la musica e la cultura sarda. Con Maria Carta il canto folk sardo arriva per la prima volta in Unione Sovietica. Quali le emozioni prima di un viaggio così lungo? Beh, le emozioni sono in effetti enormi, perché portare il canto sardo in Unione Sovietica forse non l'ho mai sperato da quando mi sono messa a cantare, appunto per far conoscere questa nostra cultura, questa Sardegna anche fuori dalla Sardegna, cioè per me era già importante farla conoscere agli italiani. Ora andando in Unione Sovietica la responsabilità mia aumenta, ma credo che anche le soddisfazioni aumentano, perché in un mondo così come l'Unione Sovietica, dove la cultura popolare è stata portata sempre avanti in un certo modo e a un certo livello, credo che i miei canti li accettino e li apprezzino moltissimo. Ti santau la Sardegna e la memoria dello sardos, ma si sapeva davvero issa di rappresentare una terra intera? Quando bigaia sopra un palco, sia che si vede un palco di una bighetta minore oppure sul palco di una città di Manna in Sardegna, fuori da Sardegna, in quale si sia parte del suo mondo, issa vede a essa coscienza in questo momento di rappresentare il saldos, di rappresentare la Sardegna, e quindi vede una responsabilità di Manna che issa iada e che ha applicato sempre la sentia meda. No, ma noi siamo questa fondazione Maria Carta, tu sei il segretario della fondazione. Quando è nata e proite è nata la fondazione Maria Carta? La fondazione Maria Carta è nata dal suo 2002 pro disizio un ramo della famiglia di Maria Carta e del suo comune di Siligo. E in un altro momento è entrata da varie parti la regione Sardegna, sa due università di Tattari e di Castello, su comune di Tattari e sa Camera di Commercio di Tattari. Questa fondazione è nata per seguire l'ammento di Maria Carta, su che si ha fatto, ma finalmente può valorizzare la tradizione, la musica, la cultura della Sardegna. Ed è questo che noi facciamo. E che attività ha questa fondazione, Antonio? Questa fondazione fa attività di meta, belle sul museo, belle sul premio Maria Carta e bisogna poi altre attività. Noi si occanno, noi siamo concentrando meta sopra questa valorizzazione della lingua sarda. La lingua è un elemento fondamentale che noi dobbiamo assolutamente vedere. E tanto per questo abbiamo fatto dei spot pubblicitari, questo pizzino finalmente, però fa che comprendere l'importanza della lingua e della cultura. Eu favetto sassarese. Deu voedo su sardo campitaneso. Deo faeddo in sardo logudoreso. Io palanalgares. Eu faeddo gaddureso. Mi porlo tabarchin. Has allegado vinar del suo premio Maria Carta e esiste dai più di 20 anni. O mente mai has disegnato questo premio? Il premio è del suo punto fondamentale dell'attività della fondazione. Occanno adesso la 23esima edizione, a tenere in Siligo su 7 dei Capitanni. E questo premio noi damos un senso, un valore a artisti che hanno rappresentato e che rappresentano la musica non solamente in Sardegna ma in sul mondo. Abbiamo creato finalmente una sezione dedicata all'emigrazione. Maria Carta è stata in 78 un'emigrata e dai Bago abbiamo finalmente individuato una sezione dedicata a essas aziendas, a chi dà trabalho, a chi crea da trabalho in Sardegna e non solamente in Sardegna. Primos nas di
da un'idea della fondazione Maria Carta. Ite erenari il primos? Su 2017 noi fommo avvisados che meda biddigheddas in Sardigna, ma non solamente in Sardigna, si vini in boidende. Mancaiano servizi essenziali, non baia più su ufficio portale o in pellido su dottore, su carabinieri. E tanto abbiamo pensato, che potremmo fare può accendere una luce, provare a comprendere a sa gente che non possiamo permettere di perdere un patrimonio che è importante come la vita minore. E tanto abbiamo ideato questo progetto che si chiama Frimos. Frimos è la combinazione di due parole, la parola inglese free, libero, e s'usarlo frimmo. E tanto che è libero di stare in saida in uno è nascido, in uno è vivido, in uno è tribagliata. E te faremo in questa biddighetta noi si chiamiamo questo che la vive ogni giorno, può essere un studente, può essere un artigiano, può essere un mastreascia, può narrare, e che racconta l'esperienza sua. E da poi facciamo tutto con questa musica, che è la cosa che noi facciamo fare, tanto chiamiamo musicisti, artisti che non seguono in tutto questo progetto nostro, e in Frimos noi dedichiamo una die a questo logo. Taipa ha disposto molto in un altro progetto che è Navigantes. E in veste di Navigantes si te narrare. Navigantes che narrare, noi siamo in un'isola e tanto essendo in un'isola noi abbiamo di narrare quando dobbiamo attraversare il mare. Su 2023 siamo abitati in Barcellona, l'anno passato siamo abitati in Bonifacio e oggi andiamo a Carloforte, su Gimbe de Santo Aine. In nostra fondazione abbiamo babbina sul museo. Sul museo ha attività pro conto differenti da questa fondazione. Sul museo fa parte della fondazione. E sul museo è la vita di Maria Carta, cioè nel senso che noi siamo decisi di aumentare Maria Carta facendo vedere tutto quello che ha fatto in sua vita sua e in sua carriera sua. Abbiamo realizzato una parte dedicata alla sua vita, una parte dedicata alla sua musica, alla sua poesia, al cinema, al teatro. Abbiamo dato un'immagine a manna meda di tutto quello che ha fatto. E sul museo facciamo finalmente la presentazione dei libros, organizziamo eventi culturali e sul museo è frequentato e bene a uscire, a conoscere la vita di Maria Carta, finalmente ai studenti, ai turisti, amantiosi di questa tradizione sarda. Ed è stato bello tutti gli anni. Dunque, la presenza di Maria Carta in Siligo, un regalo. Dunque, non che l'ha dimenticato a Siligo, c'è un spezzino minore, stanno a Sassola, a noi, e non solo di Siligo, immagino non viene da servire a Curzo, ma da tutta la Sardegna, però l'esammento di Maria Carta in sa vita regalo vivo. In ogni luogo narramo in vita Maria Carta vive non solamente sul museo ma vive in sa piazza, vive a mento meda di Aisa e quindi è meda connota, ecco, in senso che è apprezzata e connota meda non solamente in Siligo ma vince sa vita a Facca. Insomma, Siligo non che la dimentica e non che la dimenticare mai. Chi è frutto del suo seno, Gesù fiore divino, Signore nostro. Gesù fiore divino, Signore nostro, pregatelo a figlio nostro, chi do tu
noi sos peccatore, nos perdone. A noi sos peccatore, nos perdone. Me da grazia no done, in vita e in sa morte, e sa dicciosa sorte, in pace